Buonasera a tutti, eccoci per un nuovo appuntamento degli streaming curati dal CSC di Oristano. Anche oggi presentiamo un libro importante, un lavoro che è proprio appena uscito, eh, un'opera di Massimo Lunardelli, Gramsci il fascista, storia di Mario, fratello di Antonio, pubblicato dalla Tra le righe libri. Abbiamo ospite l'autore, appunto Massimo Lunardelli, l'editore Andrea Giannasi e Giuseppe Manias che farà da conduttore e che ringrazio anche per aver suggerito al centro questo nuovo lavoro importante, un lavoro di ricerca e di documentazione. Massimo Lunardelli, tra l'altro, è stato anche ospite già altre volte al Centro Servizi Culturali, soprattutto per uno degli appuntamenti delle prime edizioni della Resistenza su celluloide, dove presentò un suo lavoro, un suo documentario. È bibliotecario piemontese, ma insomma da tanto tempo in Sardegna e a Cagliari, è autore di diversi libri, di diversi documentari. Tra l'altro ricordo Carlo Caffiero, Il figlio del sole, del 2011, e tutta una serie di altre opere sempre caratterizzate dalla documentazione e dalla ricerca storica. Quindi porta avanti questo lavoro di documentazione, ma tra l'altro è una persona che vive tra i libri perché la sua professione è proprio il bibliotecario. Io ringrazio tutti gli ospiti per aver dato il loro tempo e la loro disponibilità per questa presentazione e cedo subito la parola a Giuseppe Manias che farà da timoniere per questa presentazione. Quindi Peppe, a te la parola e buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti, buonasera Marcello, buonasera agli ascoltatori, buonasera Andrea Giannasi, buonasera Massimo. Ciao Massimo, insomma, ormai oltre al fatto che siamo colleghi c'è dietro un'amicizia che ormai dura da parecchi anni. Allora, il libro, tu non sei nuovo a analisi biografiche sui Gramsci, perché già un tuo libro è Gramsci Ragazzi, ha avuto anche un buon, diciamo, successo, perché è stato letto da molti ragazzi anche nelle scuole del nostro territorio, parlava della vita di Gramsci in modo divulgativo. In questo secondo libro tu ti imbatti su un personaggio particolare, un personaggio particolare che il quinto figlio di Francesco Gramsci e Peppina Marcias, che è Mario Gramsci. Il tuo titolo è emblematico, Gramsci il fascista, Mario Gramsci il fratello di Antonio. Perché un testo e un libro, un lavoro su Mario Gramsci? Perché è un personaggio che mi ha sempre incuriosito, era da tempo che ci giravo intorno, perché appunto studiando, leggendo di Antonio Gramsci, ehm, salta, no? Balza un po' agli occhi, all'attenzione questa storia di questo fratello fascista, cancellato dalla storia, dimenticato. E allora a me mi incuriosiva, no? Era da tempo che ci giravi intorno e ho cominciato a cercare e così e poi è nato questo lavoro. Se non entriamo nel dettaglio proviamo a guardare la storia da una giusta distanza in qualche modo, no? La storia di Mario Gramsci è dentro la storia dei primi 50 anni del Novecento e lui muore nel 45 ed è la storia innanzitutto di un militare, no? Di uno che da ragazzo, da giovane, sceglie la carriera militare e come tale attraversa tre guerre, la prima guerra mondiale, la campagna d'Etiopia, la seconda guerra mondiale dove viene fatto prigioniero, vive in pieno il fascismo, quando arriva il fascismo lui non ha ancora 30 anni, quindi insomma è dentro questa storia qui complessa, però quello che ho visto, quello che ho scoperto andando a cercare le cose è che alla fine non voglio essere, come si dice, mancare di rispetto, no, alla storia di Mario Gramsci, assolutamente, quindi non voglio essere frainteso, però
lui non fa nulla di particolare nella sua esistenza, nel senso che non fa gesti eroici particolarmente eclatanti e importanti. Perché è importante Mario Gramsci? Perché non si chiama Mario Rossi, no? Perché è il fratello di Antonio e quindi è un personaggio perfetto per essere strumentalizzato e così è stato in qualche misura, no? La sua storia è stata strumentalizzata per poter dire che è il fratello dimenticato, che è il vinto, che è l'uomo cancellato dalla storia, eccetera, eccetera. E quindi mi sembrava una storia importante da raccontare e ho cercato di raccontare anche, insieme alla storia di Mario Gramsci, la storia della ricerca, con tutti anche gli incagli, i problemi che ci sono stati, eccetera, perché mi sembrava importante mettere in campo appunto come ho recuperato queste cose, smontando un po' appunto la storiellina che va per la maggiore, ecco. Sì, prima di passare poi ad Andrea, è qua che si inserisce una tematica secondo me molto interessante. Di Mario Gramsci ci si interessa più a destra che a sinistra e tu inizi infatti il tuo volume con alcune testimonianze di quanto studiosi, giornalisti, ex parlamentari dell'MSI si interessano a Gramsci e quanto dall'altra parte ci sia, utilizzo una frase che a me non piace per niente, un assordante silenzio. Ecco. Beh, allora io dico questo, dico che, come dire, per non giocare a carte coperte, voglio dire, è chiaro che il mio approccio alla vita e all'esistenza è un approccio convintamente antifascista, ok? Però quando ovviamente uno poi si pone come dire, cerca delle cose, racconta una storia, come dire, si pone con onestà intellettuale. Forse il problema io lo girerei, e come mai questo libro non è stato scritto da destra, ma deve essere, cioè, se dobbiamo ragionare su questi schemi, voglio dire, no? Perché non l'hanno scritto, perché non l'ha scritto qualcuno, come dire, qualcuno di destra, qualche storico di destra, insomma. E la ricerca invece è stata fatta da me, voglio dire, che ho un'altra cultura, un'altra appartenenza. Ma forse però questo non so se è importante o se è significativo, o se interessa a qualcuno. Ripunterei di nuovo l'attenzione e il punto sul fatto che è importante quando si raccontano le cose, cioè non si può dire, come è stato detto anche da personaggi autorevoli, da persone che hanno la possibilità di raccontare queste storie poi su giornali nazionali e su riviste importanti, che Mario Gramsci è stato picchiato a morte dai comunisti affinché abiurasse la sua fede fascista. Se si dice una cosa del genere, bisogna almeno dire dove e quando, altrimenti non funziona, insomma. Sì, Andrea Giannasi, questo libro è uscito per l'editore di cui lui insomma, è il direttore. Ehm, e come si inserisce il titolo Gramsci il fascista all'interno del notevole numero di titoli che tra le righe e libri ha, ho visto tanta memorialistica, tanti libri di storia militare, anche di storia della resistenza. Ecco, qual è l'apporto di questo titolo all'interno del catalogo del tuo editore? Allora, tra le righe libri nasce a Lucca come casa editrice che intendeva e che intende raccontare il Novecento, il secolo breve, ma in realtà è una definizione già questa sulla quale uno potrebbe parlare molto, insomma. E tra le righe nasce proprio il termine stesso, la definizione stessa ci aiuta a capirlo, per cercare di andare oltre e quindi andare a recuperare diari di guerra, memorie, quindi il piccolo quotidiano, la piccola storia attraverso la quale ci permette di capire i grandi scenari e andare a recuperare tutte quelle vicende personali, come per esempio quella di Mario Gramsci, che, attraverso le quali non solo andiamo a riscoprire la nostra storia, la storia di
vent'anni del nostro paese, di quei 20 anni del nostro paese, ma ci permette di entrare all'interno di dinamiche che purtroppo ancora oggi sono sedimentate, e quindi, come diceva bene Massimo prima, forse una delle questioni principali, primarie, è il domandarci perché fino a questo momento e per decenni intorno a Mario Gramsci si è continuata a raccontare una, tra virgolette, favola, puntando su alcuni elementi che non stavano in piedi, dalla esperienza di Varese fino alla prigionia in Australia. Quindi ecco, il libro Mario Gramsci, su Mario Gramsci rientra perfettamente in questo percorso di Tra le righe, perché proprio l'idea di costruire, noi abbiamo anche un sottotitolo, libri come pietre d'angolo, è proprio un'idea che ci spinge a cercare, a scandagliare come il palombaro, scendere nel buio più totale, più assoluto, e in questo buio cercare dei piccoli punti di riferimento che ci possono aiutare a raccontare quella storia, questa storia. Ora, il libro di Massimo in realtà, come molti altri libri che pubblichiamo, a me personalmente piace perché è uno dei tanti libri che al termine della lettura spinge a cercare di leggere altro, spinge a cercare di conoscere altro. Perché per esempio Massimo ha condotto una ricerca molto approfondita, è riuscito a trovare tutta una serie di documenti molto importanti, ma ha aperto una pagina del dubbio, che è una pagina nei confronti della quale noi italiani dobbiamo ancora fare i conti, che sono quelle delle operazioni di polizia, tra virgolette, oggi le chiameremo di pacificazione o di controllo del territorio, alla fine della campagna d'Etiopia del maggio del 1936, dal 36 al 40. Quelle operazioni di polizia militare che furono condotte, all'interno delle quali si muove anche Mario Gramsci. Ecco, Massimo raccoglie moltissimo di quello e raccoglie e apre alcune pagine che sono le pagine proprio della resistenza etiope. Una resistenza etiope che in buona parte è stata dimenticata, perché poi successivamente l'Etiopia ha avuto tutta una serie di passaggi storici, politici, culturali che hanno in parte cancellato anche quella resistenza, perché troppo anglofila, e quindi di fatto non andava più bene per le idee post-colonialiste. Però di fatto Gramsci era lì, e quindi come tanti altri libri nostri, alla fine della lettura del libro viene da domandarci: ok, andiamo a vedere altro, andiamo a capire altro, andiamo a scoprire altro. E concludo questo primo intervento dicendo che, come dicevo prima, sono le piccole storie oggi che ci permettono di essere accompagnati per mano dentro la grande storia. Ecco, la grande storia, la piccola storia di Mario Gramsci ci apre il mondo della grande storia. Questo è un po' il compito di Tra le righe, e quindi Massimo Lunardelli col suo saggio, con la sua ricerca, diciamo, aiuta molto questo catalogo. Certo, sì, un po' poi il cammino che fecero Ginsburg e Caracciolo con la microstoria. Questo riprende un po' il cammino Grandi, insomma il cammino che hanno fatto tanti storici. Ma io rientro però, insomma, hai detto bene prima, Mario Gramsci è soprattutto un militare, dicevi Massimo. Ecco, Mario Gramsci è, diciamo, un combattente di 3 guerre. Quali? E come entra lui all'interno del sistema militare? Poi ci racconterai anche il suo ruolo da imprenditore. Mario Gramsci, io ho fatto fatica a trovare un po' le cose, nel senso che anche perché io non sono un esperto di storia militare, e quindi, come dire, mi sono anche scontrato con questioni che non conoscevo. Ho scoperto che era importante recuperare il foglio matricolare, insomma, di Mario Gramsci, che era il percorso in sintesi della sua vita militare, no? E dal quale si scopre, si prendono dei riferimenti di date, di spostamenti, di cose, di entrata in guerra. Lui mette la firma sostanzialmente nella prima guerra mondiale,
comincia tutta la trafila, da sottotenente diventa capitano, lo ritroviamo capitano nella seconda guerra mondiale, dove viene catturato quasi subito nell'Africa settentrionale e poi portato in Australia, dove si fa più o meno 5 anni sostanzialmente di prigionia. Ho scoperto che nella ricerca appunto di un militare, oltre al foglio matricolare, esiste un altro documento importantissimo che è il fascicolo personale militare degli ufficiali, che ho trovato anche con un po' di fortuna, anche casualmente, come spesso succede, perché ero andato lì per altre cose, l'ho trovato a Roma, all'Archivio di Stato, eh, cartaceo, non digitalizzato, eccetera, dove ci sono i ritratti psicologici fatti dai superiori nei confronti di Mario Gramsci. E da lì si capisce, fra le tante cose, si capisce che il suo desiderio era quello di fare l'imprenditore, non era quello di fare il militare. Lui aveva questo sogno e non abbiamo le prove, perché non è che basta fare 2 più 2, ma lui va in Etiopia a farsi la campagna d'Etiopia volontario nell'esercito con il grado di capitano, poco dopo aver fallito quella che era il suo sogno commerciale, no? Questa spazzola di gomma che doveva appunto servire a lavare ogni cosa, che invece l'aveva in qualche modo l'ha riempito di debiti, insomma, no? Negli ufficio brevetti a Roma ho trovato appunto il brevetto, ho trovato la storia di questa spazzola. Lui ha continuato a pagare per anni il brevetto perché forse quello era il suo sogno, e un suo superiore lo rileva in un ritratto psicologico che appunto che sognava di fare l'imprenditore, no? E poi un'altra cosa appunto importante che ho trovato nella sua carriera militare, per riagganciarmi appunto alla domanda iniziale che mi hai fatto, è questo famoso interrogatorio che è custodito all'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito, che è un interrogatorio che veniva fatto di prassi a tutti gli ufficiali che tornavano dalla prigionia, ok? Sono 3 pagine dove lui naturalmente racconta il luogo e il modo della cattura, racconta come è stato trattato durante la prigionia, eccetera, ed è in questo interrogatorio che lui si dichiara antifascista, ok? Possiamo forse discutere, probabilmente è stato opportunismo, probabilmente è stata una scelta forse anche consigliata da qualcuno, non lo sappiamo, dobbiamo metterlo insieme a una relazione fatta in Australia da 2 medici che l'hanno visitato nel gennaio del 45, che lo dicono schierato con i monarchici, convintamente monarchico, depresso perché non voleva tornare in Italia, non lo facevano tornare in Italia. Insomma, come sempre, no? Le storie sono poi complesse, eccetera. Però sì, sono documenti che mi hanno permesso appunto di scoprire un po' il suo percorso militare, sostanzialmente è questo, e con una fine, come dire, peccato, no? Nel senso, lui muore a distanza di pochi mesi dalla liberazione, muore come capitano, non fa in tempo a capire in che mondo è finito quando rientra in Italia e quando sostanzialmente si ammala e viene ricoverato in ospedale, e quindi non ci ha raccontato tutta una serie di cose. Però appunto, ripeto, i documenti bastava cercarli, c'erano, ecco. Sì, prima di passare ad Andrea, un'altra domanda secondo me importante per capire alcune cose. Il rapporto di Mario con la famiglia Gramsci e il rapporto che Mario ha con i suoi figli e sua moglie. Abbiamo dimenticato di dire infatti che Mario Gramsci ha avuto 2 figli, i quali non si sono sposati, non hanno fatto figli, e quindi sostanzialmente la dinastia si è fermata. Io mi sono posto la stessa domanda che ovviamente mi hai posto tu, no? Allora sono andato per esempio a cercare tutte le volte che Antonio Gramsci dal carcere nominava il fratello nelle sue lettere, no? E si trovano una decina soltanto di cose, l'ultima nel 27,
dove lui scrive alla cognata Tatiana molto arrabbiato con Mario Granchi, ma sono poi questioni, come dire, banali questioni familiari, no? È arrabbiato, ce l'ha con suo fratello perché suo fratello doveva trovarlo in carcere una volta e ha scritto alla mamma raccontandole delle sue gravi condizioni di salute. Questo Antonio, come dire, si arrabbia perché non voleva far preoccupare la madre. Quindi queste sono un po' le questioni di litigi fra di loro. So che Mario Gramsci è stato in Sardegna alla morte del padre, sostanzialmente, no? Con una licenza anche abbastanza lunga dall'Etiopia, torna in Sardegna alla morte del padre che arriva pochi mesi dopo la morte del fratello, insomma. E quindi voglio dire, sì, abbiamo recuperato delle cose, ma che erano già note, no? Il ritratto che ne fa Teresina di Mario Gramsci, cioè c'erano delle cose in qualche misura note. Ci sono queste interviste che ogni tanto ha rilasciato la figlia, una all'Espresso, una a Gente, un'altra al giornale di Varese, la Prealpina, l'ultima mi pare nel 1999, se ricordo più o meno bene a memoria, in cui si ricostruisce la figura del padre. Il paradosso è che ogni volta che i giornalisti andavano, quelle pochissime volte che i giornalisti sono andati a cercare i figli di Mario Gramsci, andavano a chiedergli il loro rapporto con lo zio, più che chiedergli del padre, no? Perché c'era questo zio ingombrante in qualche modo, no? Sappiamo, ma anche questa è una storia ovviamente nota, dell'unica visita che Antonio fa a Mario Gramsci nel 21, in casa qualche settimana. Sappiamo che una persona che andava spesso a trovarli era l'altro fratello, il più misterioso, direi a questo punto, della famiglia, Carlo, no? Visto che conosciamo bene anche Gennaro, anche grazie a Manies che ha fatto un bel lavoro su Gennaro, ma Carlo, che è forse il più misterioso, io ho scoperto che lavorava alla SNIA Viscosa di Milano e che andava spesso a trovare Mario Gramsci. Quindi sostanzialmente queste erano le cose che io ho potuto recuperare dei suoi rapporti con la famiglia. Sì, Andrea, ecco, questa figura di militare, tu sei, oltre ad essere l'editore, sei anche uno studioso di storia militare, questa figura di Mario Militare, una figura normale, qualunque, o si distingue per alcuni aspetti? Si distingue perché lui è stato in 3 luoghi differenti e che sono diventati poi luoghi simbolo a loro modo. Il primo è quando nel 17 lui presta giuramento in prima linea sulle Dolomiti e poi rimarrà ferito ad un ginocchio e torna nelle retrovie e quindi lui perde Caporetto, ma la zona d'operazione nella quale il suo reggimento si trovava è la famosa zona d'operazione che fece da perno e permise alla fronte, come veniva chiamata all'epoca, di non rompersi completamente e quindi di rimanere sostanzialmente aggrappata ad una parte delle Alpi. E siamo nel 17. Il secondo luogo è il luogo del Wolkait, dello Zegedè, perché in Etiopia. Lo Zegedè è importante perché è una delle regioni dell'Abissinia che non si piegherà mai agli italiani e che diventerà poi una delle regioni simbolo della resistenza etiope all'occupazione militare italiana. La prima che si autolibera già tra l'inverno del 40 e la primavera del 1941 ed è quella poi che poi era quella nella quale aveva operato Mario Gramsci. E l'ultima è tra il 40 e il 41 è la zona, lui venne catturato nel dicembre del 40, ma la zona di operazione dell'Africa settentrionale ed è il famoso settore di Sidi el Barrani. Dico famoso perché nei mesi dell'autunno e dell'inverno del 40 tutti i giornali italiani, la memorialistica italiana di guerra e non solo di guerra fa riferimento a questa
questa piccolissima, oggi potremmo definirla insignificante, località nel deserto tra il confine tra la Libia e l'Egitto, Sidi el-Barrani all'epoca diventò il luogo per eccellenza, il simbolo della conquista italiana, appunto dell'Africa settentrionale italiana, in quella che fu quella sciagurata avanzata militare di Graziani. Noi avanzammo a piedi, poi bastarono poche migliaia di australiani e di neozelandesi, di sudafricani, insomma di unità che poi rappresentarono quel nocciolo che poi andò a costituire l'ottava armata, che poi troveremo sul fronte italiano dal luglio del 43 in poi, che appunto la famosa ottava armata, ecco, che poi noi gli italiani furono completamente spazzati via da Sidi Barrani ed altro. Ecco, è significativo il fatto che da piccolo ufficiale, da piccolo uomo all'interno della burocrazia militare, che era mastodontica, che era ingessata, che era ancora in buona parte legata agli ufficiali di cultura ottocentesca, ecco, Mario Gramsci si inserisce all'interno di questi tre luoghi simbolo della storia del Novecento italiano. Sì, grazie Andrea. Massimo, tu fai Mario Gramsci, anche lo racconti, molto interessante perché il libro è da leggere, ecco. È il libro di un ricercatore, di un uomo alla ricerca di Mario Gramsci, con tutti, anche con la luce che entra dall'archivio di Roma mentre lui consulta i suoi atti. È davvero un viaggio affascinante nella ricerca di una memoria. E tu racconti Mario Gramsci cacciatore di ribelli. Raccontacelo un po'. La pagina etiope, diceva adesso Andrea Giannasi, è una pagina importante naturalmente, e quei documenti sono custoditi, fanno parte di un fondo che si chiama Ellero. Ellero era un funzionario di Stato che fu mandato in quella zona, e sono custoditi a Bologna, in una biblioteca dell'università, messi insieme da due ricercatori, si chiamavano da alcuni ricercatori, ne ricordo due di nomi, Tore e Taddia, se non dico male, ritrovati in una soffitta di Bologna, tra l'altro, no? Questi documenti, e ci permettono di capire un pezzo della presenza di Mario Gramsci in quei territori, con incarichi importanti, a capo di un battaglione di circa 500 uomini che aveva appunto il compito di dare la caccia ai ribelli. Se la vide brutta perché restò qualche giorno asserragliati in un fortino, volevano la sua pelle, lo graziarono. Il problema è che poi, e viene fuori anche da quello che ho trovato, i documenti dove forse avremmo potuto leggere qualche verbale, qualche resoconto scritto da Mario Gramsci, custoditi in quel fortino, furono bruciati dai ribelli, e quindi li abbiamo in qualche misura perduti, no? Ma è sicuramente una pagina importante. Lui sta 4 anni in Etiopia, io credo per esigenze economiche più che per scelte ideali, insomma, no? Perché aveva a Varese una famiglia, una moglie e 2 figli piccoli da mantenere, e, come dicevamo prima, aveva fallito la sua impresa industriale della spazzola di gomma, no? Quindi era un militare di professione e sceglie di andare in Etiopia. Però sì, la pagina etiope è sicuramente complessa, e ne abbiamo un pezzo, insomma, di questa roba, ma è sicuramente un pezzo importante che in qualche modo ci fa capire alcune cose. Come hai detto tu e come si diceva all'inizio, sì, mi piaceva proprio l'idea di raccontare questa storia, di raccontare insieme alla storia anche la storia della ricerca, perché mi sembrava un bel modo per far vedere come le cose sono venute fuori, quello che uno ha dovuto in qualche misura modo leggere e cercare, e secondo me ci sono nel libro un po' di spunti per proseguire il lavoro, no? Naturalmente per chi vuole, perché sono messi sul piatto un po' di riferimenti e un po' di indicazioni su dove si può continuare a cercare, se si vuole continuare a cercare su Mario Gramsci.
Ecco, qua lo storico Giannasi, quali sono gli spunti che dà Massimo nella prosecuzione di una ricerca, ma anche nell'ampliare un discorso che è quello appunto che troviamo nel libro di Massimo? Ecco. Quali sono gli spunti e quali possono essere le prosecuzioni? Allora, ci sono due. Allora, quello della campagna d'Etiopia l'abbiamo detto, e dell'operazione di polizia successive è un grosso elemento, cioè ci aiuta molto e potrebbe aiutare studiosi a raccontare ancora di più di quello che è accaduto. Ci sono altre due pagine che meritano e meriterebbero ancora nuovi studi. Uno è la presenza dei prigionieri italiani in Australia, aprendo la pagina di quei tanti prigionieri italiani che decisero di rimanere poi in Australia, o dei tanti che una volta rimpatriati nel 45, 46 e 47 poi decisero di tornare a lavorare in Australia. Quindi ecco, questa è una nuova pagina, secondo me molto interessante. L'altra è sicuramente quella ormai ci stiamo avvicinando ai 100 anni della marcia su Roma, ci stiamo avvicinando ai 100 anni della nascita e del rafforzamento dei fasci di combattimento, e quindi di tutto quello che è stato la genesi del fascismo. Cercare di capire, uscendo da quei documenti che vivevano e che erano e che sono parte della memorialistica fascista, penso a Chiurco, penso ai tanti lavori fatti negli anni 20, soprattutto tra il 25 e il 28, per rafforzare appunto l'idea che fosse realmente una rivoluzione, che fosse stata realmente una rivoluzione, con capire, tornare a raccontare quello che realmente fu, e quindi che non fu un'operazione, che non fu un movimento di grande popolo, e che non fu un coinvolgimento totale come poi ci è stato raccontato negli anni successivi, partendo dal piccolo esempio di Varese, all'interno del quale Massimo Lunardelli riesce già a darci tanti spunti di lavoro e tanti spunti di osservazione, perché già lui compie una ricerca entrando nel quotidiano dei giorni di Varese, e quindi cercando di aiutarci a capire la quotidianità della nascita e della presa di potere del movimento fascista dalla provincia e poi fino a Roma. Massimo, i misteri di Mario Gramsci, quali sono? Tu concludi il libro prima degli epiloghi con un paragrafo in cui dice Mario Gramsci e i suoi misteri. Quali sono questi? Ma non lo so quali sono i misteri di Mario Gramsci, nel senso che Mario Gramsci, come dire, ha delle pagine oscure nella sua storia, ovviamente, no? Abbiamo cominciato a mettere insieme, o cercato di mettere insieme degli elementi che in qualche modo aprivano, no? delle brecce in una storia non nota e sconosciuta. E certo, poi bisogna capire, restano in sospeso, restano, come dire, aperti tutta una serie di interrogativi importanti. Fu o non fu il primo segretario del fascio di Varese? A me parrebbe di no, in base a quello che ho trovato. Fu o non fu espulso nel 21 dal fascio di Varese, no? Questa sua dichiarazione, lui dice di essere stato iscritto al fascio nel 21 e di essere stato espulso nello stesso anno perché fratello di Antonio Gramsci. Io ho cercato e ho sfogliato a lungo Il Popolo d'Italia, che era un giornale organo dei fasci di combattimento fondato da Mussolini, molto attento a segnalare anche con vanto tutte le espulsioni dal fascio per i più svariati motivi. Dell'espulsione di Mario Gramsci non ho trovato traccia, quindi come dire, come si diceva prima, spazi per continuare una ricerca ci sono. Io per il momento mi accontento di avere dimostrato come dire, con questo lavoro che la storiella che fino adesso ci è stata raccontata su Mario Gramsci non era vera, ecco, intanto.
Poi c'è sicuramente molto, molto da fare. Finisco il libro dicendo appunto che c'è ancora molto da cercare, ma intanto io potevo cominciare a scrivere. Ecco, questo ho fatto, ho messo un punto e poi si possono aprire altri capitoli, altri libri, ovviamente. Grazie Massimo. Concludo con ringraziare Massimo e Andrea Giannasi e passare la parola a Marcello per casomai un approfondimento nel caso suo, altre domande da fare a Massimo e ad Andrea, e ringrazio davvero per questo nuovo capitolo, come è stato fatto per altri personaggi vicini a Gramsci, compreso Gennaro, come citavi tu prima. È importante per capire tante cose e per, come diceva prima Andrea Giannasi, per continuare questo Lego della storia, questi piccoli sassolini, queste piccole costruzioni che fanno sì e che ci diano ci facciano capire effettivamente quali siano tutti i passaggi per capire e svelare i principi della storia. Ma riprenderei anche Antonio Gramsci quando, scrivendo al figlio, diceva: io spero che la storia ti piaccia perché è la storia di tutti gli uomini che vivono e che passano, e quindi penso che quel concetto di storia sia importante, e speriamo con questa nostra presentazione, ringrazio ancora Massimo e il suo editore, abbiamo aperto ancora questa porta per nuovi cammini e per nuovi sentieri. Grazie. Marcello, passo. Bene, grazie Peppe, come sempre attento, preciso nelle presentazioni. Io non l'ho presentato prima, ma insomma Giuseppe Manias, perché è vicino al Centro Servizi Culturali, è uno del nostro gruppo, insomma Biblioteca Gramsciana, ma soprattutto grande conoscitore della storia di Gramsci e non solo, autore anche di diversi saggi molto interessanti. No, io ho ascoltato con molto interesse questa presentazione perché ci sono due binari importanti di questo libro, la presentazione che avete fatto. Ovviamente questo di ricostruire una storia raccontata in un modo e poi i documenti ce la fanno conoscere in un altro, e questa è una delle cose meravigliose della ricerca, no? E in questo caso di una ricerca anche storica, quello di ricostruire una, fra virgolette, una verità. E poi insieme a questo, questa presentazione è stata anche un modo di entrare in quello che è il metodo della ricerca storica, cioè che cosa vuol dire fare un'attività di documentazione e di ricerca, cioè di lavorare su documenti, di andare a ricercare e non di costruire una storia sul sentito dire o sulle fantasie del sentimento anche del momento, perché poi alcune storie, come anche questa, vive anche degli umori del tempo nella quale vengono raccontate, poi via via si sviluppano negli anni. Quindi molto interessante perché con gli interventi di Massimo Lunardelli e di Andrea Giannasi abbiamo avuto anche l'opportunità di muoverci su quella che è una ricerca di documentazione storica. Tra l'altro io invito a chi ci sta seguendo ovviamente a cercare di acquistare il libro di Massimo, ma anche a visitare il sito di Tra le righe libri, perché veramente come ha detto Peppe Manias prima, è interessante perché all'interno di questo casa editrice noi troviamo tanti testi che sono utili per l'approfondimento. C'è un altro passaggio che ovviamente per chi fa ricerca storica è la base, è che chi fa ricerca storica sa che non ha mai messo il punto, ma casomai ha lanciato un ponte per altri. E quindi quando Massimo dice, insomma, io ho scritto e adesso chi vuole eseguire il lavoro, e anche Andrea l'ha detto, cioè questo è un lavoro, chi vuole lo può prendere e da lì può ripartire e sviluppare ancora il lavoro. E questo è il punto importante di chi fa ricerca, sapere di non aver messo fine, ma di aver semplicemente aperto un'altra strada che altri possono percorrere e svilupparla. Quindi insomma io ringrazio tutti e tre, quindi Andrea Giannasi, Massimo Lunardelli e Giuseppe Manias, perché è stato un altro piccolo pomeriggio prezioso dove sicuramente ho imparato diverse cose, quindi già questo è per me molto importante. Credo anche per tutte le persone che seguiranno l'appuntamento
che l'hanno seguito adesso in diretta e che lo seguiranno poi nelle prossime giornate. È stato sicuramente un arricchimento questi 40 minuti, 45 minuti di questo pomeriggio. Permettimi sì, di prego, fare vedere la Massimo. copertina, guarda, Sì, ne no, giusto, hai approfitto di ragione. questo momento e faccio vedere la copertina per chi Sì. vuole ovviamente comprarlo. Ok, io ricordo quindi Gramsci il fascista, storia di Mario, fratello di Antonio, tra le righe libri, quindi insomma faccio gli auguri a tutti, a Massimo per questo lavoro e per tutto il lavoro continuo di ricerca, ad Andrea Giannasi per il suo lavoro di ricerca, perché anche lui lavora in questo campo, ma ancora di più per il suo lavoro di editore, perché non è semplice, non è mai semplice, soprattutto per case editrici piccole ma importanti, per ottenere, stare sul mercato non è facile, ci vuole veramente una grande resistenza, no? È proprio questa è la forza per portare avanti un lavoro come questo di continua documentazione. Quindi insomma per noi questo è l'ultimo streaming per questo surreale 2020, sperando che nel 2021 di farne molti di meno e poter lavorare molto di più in presenza nuovamente come nostra abitudine. Quindi insomma faccio gli auguri anche sperando che questo nuovo anno ci porti un po' di tranquillità e ci permetta di rilavorare assieme fisicamente e non solo a distanza. Ringrazio nuovamente Andrea Giannasi, Massimo Lunardelli e Giuseppe Manias e quindi insomma ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Buona serata a tutti quanti. Grazie. Buonasera. Grazie. Ciao, grazie.